questo nuovo giorno ti ringrazio, mio Re, per le cose belle che sempre fai per me. Grazie per il sole ed il cielo grande blu e per gli uccellini che cantano lassù. Grazie per la vita e il respiro che mi dai e per la tua presenza che mai mi lascerà, per la tua pazienza e la tua bontà, la tua misericordia e benignità, per la morte di tuo figlio che pensò a me in quella rude croce, si donò perché. Grande è il tuo amore per me, grandi le cose che hai per me, grande è la grazia che mi fa ogni giorno avanzare nonostante i peccati miei. Grande è il tuo amore per me, grandi le cose che hai per me, grande è la grazia che mi fa ogni giorno avanzare nonostante i peccati miei. Grande è la tua grazia per me. Pace a tutti, io sono Milvia e vorrei condividere con voi questa poesia intitolata È troppo bello. È troppo bello, sia lode a Gesù, che un prezzo di sangue pagato ha per noi morte creature, serventi al peccato, ma ci ha riscattati e ci ha liberati. In Lui siamo rinati per vivere a Dio. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù, che a noi ha mostrato l'amore del Padre, che ci ha conosciuti e a noi si è svelato, noi vasi insipienti, ribelli al vasaio, eppure ci ama, eppure ci brama, eppure ci vuole riprendere a sé. È troppo bello che il Dio creatore su noi si è chinato e tutto ci ha dato, ci parla, ci ascolta, ci dona di sé, lo spirito suo che vuol vivere in noi. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù. È troppo bello che sempre risponde ad un cuore affranto che torna da Lui. È troppo bello che nulla rinfaccia, ma allarga le braccia e fa festa per noi. È troppo bello che sempre ci ascolta, che ci asciuga il pianto e guarisce e dà pace. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù, che presto ritorna con gli angeli suoi, così che saremo in eterno con Lui. Amen. Quando aprirò
Cari amici, fratelli, pace nel Signore, buongiorno, che benedizione, gloria al Signore. Oggi 24 settembre 2024, martedì, siamo qua iniziando la preghiera del mattino. La preghiera del mattino è un programma della CEADAMIT, Chiesa Evangelica Assemblea di Dio, Arca Missionaria Italiana, e noi siamo qua con voi per ringraziare il Signore, per benedire il suo santo nome e per la sua grazia. È la grazia del Signore che ci dà ogni giorno un'opportunità. Io sono il pastore Victor Lopes e sono con voi stamattina per la misericordia del Signore. Privilegio essere qui con voi. Io dico sempre che per me è un onore molto grande servire al Signore, servire ai fratelli, e vorrei ringraziare Dio per questa mattina, per la tua vita, per la tua famiglia, per tutto ciò che il Signore ha fatto, sta facendo e che ancora farà, perché veramente il Signore è lo stesso Dio che Mosè ha cantato. La Bibbia parla in Esodo capitolo 15, Esodo capitolo 15, la Bibbia parla di questo Dio grande che Mosè e tutto il popolo di Israele celebrano. Allora Mosè e i figli di Israele cantarono questo cantico al Signore. Io canterò al Signore perché è sommamente glorioso. Ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. Il Signore è la mia forza e l'oggetto del mio cantico. Egli è stato la mia salvezza. Questi è il mio Dio. Io lo glorificherò, e il Dio di mio Padre io lo esalterò. Il Signore è un guerriero, il suo nome è il Signore. Egli ha gettato in mare i carri del faraone, il suo esercito e i suoi migliori condottieri sono stati sommersi nel Mar Rosso. Gli abissi li ricoprono, sono andati a fondo come una pietra. La tua destra, o Signore, è ammirevole per la sua forza. La tua destra, o Signore, schiaccia i nemici con la grandezza della tua maestà. Tu rovesci i tuoi avversari, tu scateni la tua ira, essa li consuma come stoppia. Al soffio delle tue narici le acque si sono ammucchiate, le onde si sono risate come un muro, i flutti si sono fermati nel cuore del mare. Il nemico diceva: inseguirò, raggiungerò, dividerò le spoglie, io mi sazierò di loro, sguainerò la mia spada, la mia mano li sterminerà. Ma tu hai soffiato, alabarashere mecai, tu hai soffiato il tuo vento e il mare li ha sommersi, sono affondati come piombo in acque profonde. Chi è pari a te fra gli dei, o Signore? Chi è pari a te, splendido nella tua santità, tremendo, degno di lode, operatore di prodigi? Tu hai steso la destra, la terra li ha ingoiati. Tu hai condotto con la tua bontà il popolo che hai riscattato.
l'hai guidato con la tua potenza alla tua santa dimora. I popoli lo hanno udito e tremano, l'angoscia ha colto gli abitanti della Filistia, già sono smarriti i capi di Edom, il tremito prende i potenti di Moab, tutti gli abitanti di Canaan vengono meno. Spavento e terrore piomberà su di loro, per la forza del tuo braccio diventeranno muti come una pietra, finché il tuo popolo, o Signore, sia passato, finché sia passato il popolo che ti sei acquistato. Tu li introdurrai e li pianterai sul monte che ti appartiene, nel luogo che hai preparato, o Signore, per tua dimora, nel santuario che le tue mani, o Signore, hanno stabilito. Il Signore regnerà per sempre in eterno. Mosè e i figli di Israele cantarono questo cantico quando i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono nel mare e il Signore fece ritornare su di loro le acque del mare. Ma i figli di Israele camminarono, alleluia, sulla terra asciutta in mezzo al mare. Allora Miriam, la profetessa, sorella di Aarone, prese in mano il timpano e tutte le donne uscirono dietro a lei con timpani e danze. E Miriam rispondeva: cantate al Signore, perché è sommamente glorioso, ha precipitato in mare cavallo e cavalieri. Alleluia! Gloria al Signore. Fratelli, come ti trovi stamattina? Ti trovi come Mosè davanti al mare e dietro te chi c'è? Il nemico che corri dietro per ammassarti. Perché la voglia del nemico delle nostre anime è ammassarci, rubarci, distruggerci. Ma Mosè ha cantato un cantico. A volte veramente davanti a noi c'è una sfida molto grande che guardiamo e diciamo: come riuscirò a vincere? Come oltrepasserò questo mare? Come uscirò di questa situazione? E Dio ha detto a Mosè: perché clami a me? Dì ai figli di Israele che cammini, che segui. Dì ai figli di Israele di seguire avanti. Alleluia. La parola del Signore dice ancora: il Signore disse a Mosè: perché gridi a me? Dì ai figli di Israele che si mettano in marcia. Alza il tuo bastone, stendi la tua mano sul mare e dividilo. E i figli di Israele entreranno in mezzo al mare sulla terra asciutta. Cos'è questo mare per il tuo Dio? Cos'è questo mare per il tuo Signore? Ecco, stamattina iniziamo già così, con questa parola, perché il Signore combatterà per noi. Il Signore combatterà per noi e noi resteremo tranquilli. Alleluia. Ricevi pace stamattina. Ricevi grazia di Dio stamattina.
inizia questa giornata nell'equilibrio dello Spirito Santo. Chissà, fratelli, Mosè in quel momento ha pensato di arrendersi. Quante volte noi ci arrendiamo e diciamo non c'è come, non c'è possibilità, non c'è modo, perché la mia situazione è irreversibile. Non riesco a cambiare questa situazione, non riesco a tornare indietro, a non fare quello che ho fatto. Quante volte la strada di ritorno ci invita, ma la strada di ritorno che Mosè c'era era di tornare schiavo e tornare schiavi il popolo di Israele in Egitto. E Dio non vuole questo per te. Dio non vuole che tu faccia questa strada. Prendi la via del Signore. La parola del Signore dice che Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. E nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Volendo o non volendo Faraone, Gesù Cristo è il Signore. Volendo o non volendo le autorità della terra, Gesù Cristo è il Signore. Volendo o non volendo gli atei, Gesù Cristo è il Signore. Considerando o non considerando gli uomini, Gesù Cristo è il Signore. Perché Dio lo ha fatto Signore e Re. Alleluia! La Chiesa di Gesù riceve ordini stamattina. Come Mosè ha ricevuto. Tu sei Chiesa di Gesù, fratello, sorella? Allora la Chiesa di Gesù riceve ordine di mettersi in marcia. Non è tempo di fermare, non è tempo di mollare. Mettiti in marcia, perché Lui farà una via dove via non c'è. Dio farà una via dove via non c'è. Dio farà una via, la farà per te, perché Lui è fedele, Lui è fedele, fedel con te. Alleluia! Lui farà una via, caro mio. Sorella, non ti preoccupare. Gesù ha detto in Matteo capitolo 6, non state in ansia per cosa alcuna, né per ciò che dovete vestire, né per ciò che dovete mangiare. Lui farà una via, perché Lui ha nelle mani la chiave. Alleluia! Lui ha nelle mani la chiave che apre questa porta chiusa davanti a te, questo mare rosso davanti a te. Interessante è che il mare era chiamato rosso, e se noi non passiamo nel sangue di Gesù che è versato in croce, non c'è via, non c'è strada, non c'è porta, non c'è uscita. Rimarremo in Egitto? No. Mettiti in marcia stamattina. Oh, alleluia! Benvenuti a tutti, benvenuti. Abbiamo ricevuto già questa porzione, è meraviglioso essere qui, no? Che meraviglia
iniziare la mattina nella presenza del Signore insieme con questo programma di preghiera, di adorazione, di consiglio biblico, di risveglio spirituale. Gloria al Signore. Fratelli, tutto cambia quando Dio parla. Tutto cambia. Tutto cambia quando Dio parla. Mi fa ricordare di Adamo, il primo uomo. Era nel peccato, era nascosto, in vergogna, ma quando Dio ha parlato in quel giardino, chiamandolo per nome, ha detto: Adamo, dove sei? Alleluia! Tutto è cambiato, la voce del Signore è provvidenza. La voce del Signore cambia tutto. E quando Dio ha parlato in quel giardino, ha cambiato la destinazione, la fine degli uomini, perché in quel momento la fine sarebbe di morte, ma quando Dio ha parlato e ha fatto Adamo confessare, entra la parola, entra la soluzione, entra il Signore. E quando Dio entra, si spessano le tenebre. Quando Dio entra, si fa luce nel buio. Quando Dio entra, la morte torna indietro. Quando Dio entra, c'è vita in abbondanza. Alleluia! E il Signore entrò qua, nella mia vita, entrò nella tua vita. Apri il tuo cuore a Gesù. Alleluia, Dio ha preparato la soluzione. Dio ha preparato il modo per togliere il peccato del mondo. Suo figlio, Giovanni capitolo 3, versetto 16. Dio ha amato tanto il mondo che ha dato il suo figlio unigenito, per chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Caro mio, Gesù è alla porta del tuo cuore, della tua vita, bussare. Ma non riconosco, ma Lui è. Ma non lo considero, ma Lui è. Ma non lo voglio, ma Lui è. E vedrai, oggi o domani, e dovrai riconoscere che Gesù Cristo è il Signore. Caro mio, Lui ha amato, Dio ha amato il mondo. Anche quelli che non lo amano, perché nessuno può impedire che uno ami. Avete già pensato che a volte noi guardiamo e diciamo: ma come mai quella persona ama quell'altra piena di difetti, piena di cose che non piacciono, che non vanno bene, una persona che non è una persona in gamba, brava, come mai è amata da quella persona? Perché nessuno può impedire l'amore è libero. Nell'amore c'è libertà, perché l'amore è libero. Nessuno lo può impedire. Nessuno può fermare l'amore. Nessuno lo può tenerlo, no? E metterlo in una gabbia. Vorrei mandare un abbraccio ai miei fratelli di Verona, che c'è lì quello romanzo di Romeo e Giulietta, che nessuno ha potuto tenere quell'amore, nessuno ha potuto fermare quell'amore. E ci sono tanti altri. Immaginate se l'amore degli uomini non possono essere fermati. Immaginate l'amore di Dio se può essere fermato. Dio è amore e ti ha amato per prima, mi ha amato per prima. Anche se tu lo odi, dica: non lo voglio, lo odio, ma Lui ti ama. Ti ama nonostante tu lo odi. Ti ama nonostante tu non lo consideri. Ti ama nonostante tu non lo credi. Lui ti ama. Ti ama
e vuole salvarti. E la parola del Signore dice che oggi è il suo giorno. Questo è il dì fatto dal Signore. Alleluia! Seguiamo, fratelli, avanti, perché questa mattina io sento la sua presenza. La presenza del Signore è qui, è con te. Grazie tu che mi dai un passaggio, sei in macchina. Grazie tu che mi hai portato al lavoro e sei con l'auricolare ascoltando questa preghiera. Grazie a te che sei a casa, che hai aperto la porta della tua casa e mi hai permesso entrare. Grazie perché mi fai compagnia questa mattina. Che benedizione. Vorrei mandare un abbraccio a tutti i lavoratori, quelli che lavorano a Firenze, in centro, nel mercato. Un abbraccio ai fratelli che sono al mercato di Firenze lavorando, quelli che sono nelle fabbriche, nelle ditte. Oggi è compleanno di un caro figlio, Erwin. Vorrei mandare un abbraccio forte a questo figliolo. Che Dio ti benedica, che Dio risplenda suo volto su di te e ti dia la pace. Che Dio faccia prosperare la tua vita spirituale, la tua casa, la tua famiglia. Che il nome del Signore sia con te, in te e per te. E che nella tua casa il sangue dell'agnello di Dio sia la protezione e sia la salvezza per tutti. Che Dio faccia prosperare te e la tua famiglia, in nome di Gesù. Auguri di buon compleanno al mio caro figlio Erwin. Dio vi benedica, in nome di Gesù. Fratelli miei, vorrei mandare un abbraccio a tutti i fratelli delle basi missionarie. Voi conoscete le basi missionarie di Shea Damit? Allora, potete conoscere tramite Instagram. Se tu hai Instagram, segui tutti i profili di Shea Damit. Shea Damit settore 01, che è il settore della provincia di Firenze. Shea Damit settore 02, che è la provincia di Pisa. Shea Damit settore 03, che è la provincia di Verona. Io vorrei stendere un saluto, un abbraccio fraterno, caldo, ai fratelli che sono in tutti i settori ecclesiastici di Shea Damit, ai nostri cari missionari, Marco, Lilo, Denisa, Jamili, Carminha. Vorrei estendere questo abbraccio ai fratelli missionari Dariana, Giovanni, che Dio vi benedica, ai nostri operai qua a Firenze, che il Signore vi abbondi in nome di Gesù. Un abbraccio a tutti i membri di Shea Damit, a tutti amici della missione, voi che sostenete la missione. Vorrei ringraziare e vorrei mandare un saluto ai fratelli che cooperano, che pregano, che contribuiscono con l'opera del Signore. Vorrei ringraziarvi per ogni contribuzione, per tutte le offerte che fate per mantenere questa missione. Che Dio vi benedica abbondantemente, che faccia prosperare la tua casa, la tua famiglia, che Dio faccia prosperare l'opera delle tue mani, che non manchi mai il pane quotidiano, che Dio ti dia benedizioni abbondanti per fine la vita eterna. Grazie ai fratelli che sostengono l'opera missionaria di evangelizzazione. Questa Chiesa ha come proposito, priorità, evangelizzazione. E quindi se tu ami l'opera di Dio, sia un mantenitore di quest'opera insieme a noi, che facciamola con molto piacere e con molto onore per la gloria di Dio. Che Dio ti benedica, fratelli che contribuiscono, che il Signore benedica quelli che sono fuori Italia, che mandano la loro offerta di Brasile, di Spagna, di Svezia, di Svizzera, di Germania, di Albania, tutti i fratelli che contribuiscono per questa missione. Ricevete il mio abbraccio e la mia gratitudine in nome di questa missione. Noi stiamo facendo valere la pena
tutto investimento che fate, noi stiamo facendo valere la pena tutti i giorni, impegnandoci in fare questa missione con molta gioia e onore. Dio vi benedica in nome di Gesù. Cari miei, se avete una richiesta specifica potete anche mandare su questo numero di WhatsApp 351 360 4320 351 360 4320. Questo è il nostro numero di WhatsApp. Potete mandare la vostra richiesta di preghiera, potete anche dare un suggerimento, dire pastore sarebbe meglio così, potete parlare su questo tema. Nel consiglio biblico potete anche chiedere questo consiglio. E quindi se volete, chi chiederà un consiglio, io non parlerò qui il nome della persona, ma porterò dentro la parola quel consiglio biblico che la persona ha desiderato. Magari tu hai un dubbio, magari tu hai una domanda, puoi fare tramite questo numero. E se hai anche una testimonianza tramite la preghiera che è successo nella tua vita, potete anche scrivere e mandarci, perché così noi rinforzeremo questo corpo di Cristo che è la Chiesa, che, fratelli, è edificato tramite l'opera di Cristo nella vita di ognuno. Quindi mandate le vostre testimonianze pure, perché è molto importante ricevere questa testimonianza. Se hai anche la richiesta di preghiera, fatela. Fratelli, preghiamo al Signore, continuiamo in preghiera per Massimiliano, perché il Signore concluda. Io credo che come un vento è soffiato lì in quel deserto e ha fatto delle pareti di acqua, il Signore farà nella vita di questo ragazzo una cosa impossibile. Il Signore farà, perché tutto è possibile a Dio, e la preghiera, Dio mostrerà che se la Chiesa è in preghiera, cose straordinarie possano succedere. Credete e vedrete la gloria di Dio. Uniamoci in preghiera per Massimiliano e preghiamo, fratelli, per la mia richiesta è la stessa, perché Dio possa battezzare nello Spirito Santo e portare e formare, preparare diaconi, che Dio possa fare diaconi per questa missione. Abbiamo bisogno di diaconi qua a Firenze, a Scandici, a Legnago, a Pomarante, Monticerboli e a Pisa. Preghiamo, fratelli, per che Dio battezzi nello Spirito Santo in lingue e che il Signore possa preparare questi uomini per fare diaconi, per consacrarli diaconi, non farli, consacrare, perché uno che fa lascia fare, ma uno che è consacrato non è sconsacrato, c'è differenza. Quindi preghiamo, mia richiesta è questa, non so se avete altre richieste, mandateci, così vedo qui se... Preghiamo per il nipote della sorella Odovia, lei continua a chiedere preghiera per lei. C'è un'altra richiesta di preghiera per la salute di questo bambino. Preghiamo perché il Signore possa operare nella vita di una famiglia. C'è una famiglia che affronta un periodo molto difficile e preghiamo perché il Signore possa operare nella vita di questa famiglia, restaurazione. Questo è il nostro tema di quest'anno. Preghiamo per la conferenza missionaria, fratelli. Vorrei farvi già l'invito questi giorni, ci sarà già il video della chiamata per la conferenza missionaria di quest'anno.
1 e 2 novembre. 1 e 2 novembre. Il 3 sarà in ogni base missionaria, che è la domenica. Ogni base missionaria farà la chiusura della conferenza. Ogni missionario farà la chiusura nelle sue basi. Ma 1 e 2 saremo tutti insieme qua nella base a Scandici, via San Giusto numero 2 Firenze, vicino a Torre Gallia, ospedale, e noi saremo lì insieme con questo programma della conferenza missionaria 2025, di cui tema è tempo di restaurazione. Amen? Preghiamo per questo, perché il Signore operi. Questi giorni, in questa settimana, riceverete già su social, potete vedere su social già il video. In questo weekend sarà il video della chiamata per la conferenza missionaria 2025. Preparatevi, perché Dio sta proprio preparando un banchetto spirituale per noi. E chi viene da fuori di altre basi, prenotate già l'albergo, che è già disponibile e abbiamo pochi posti. Amen? Prenotate già l'albergo, perché dobbiamo già fare le riserve, va bene? Quindi sarà una notte di venerdì a sabato, e quindi abbiamo cercato qui un albergo vicino, che è semplice ma sempre organizzato, e quindi preparatevi, fate già la vostra riserva per questo evento che ci sarà 1 e 2 novembre. Preghiamo per la salute della famiglia, del fratello della missionaria Carminha, della cognata. Preghiamo per la missionaria Denisa, per la salute della missionaria Denisa. Glória a Dio. Preghiamo, fratelli miei. Padre Santo, in nome di Gesù siamo qua nella tua presenza e vogliamo ringraziarti per questo giorno che ci dai. Grazie per questa settimana che inizia, e siamo qua, Signore, seguendo il programma di preghiera, cercando te, perché non possiamo fare nulla senza te. Tu sei la nostra forza, tu sei, Signore, il nostro rifugio, la nostra sicurezza, la nostra difesa. Mosè era lì davanti a quel mare e dietro aveva il nemico che diceva con la loro bocca: facciamo così, così, così. Aveva un piano, aveva un desiderio, aveva un proposito quel nemico su il tuo popolo. Sul popolo aveva un proposito di distruggere, di ammassare, di renderli schiavi. Ma tu hai intervenuto, e vorrei chiedere stamattina con i nostri fratelli uniti che tu possa intervenire, Signore, stamattina. Intervieni nella vita dei nostri fratelli, intervieni nelle richieste che abbiamo fatte. Signore, queste richieste che abbiamo fatto, Signore, ti prego di intervenire nella vita di questo fratello Massimiliano, nella vita del fratello della missionaria Carminha, nella vita della cognata della missionaria Carminha. Intervieni, Signore, ti prego di intervenire nella salute, nella vita della missionaria Denisa. Ti prego di intervenire nella vita di quella coppia che ha bisogno di una emergenza spirituale. Spirito Santo, interviene, Padre, pure domani nelle analisi che farà la Franca. Intervieni, Signore, in quelle analisi, che le tue mani siano lì. Intervieni nella sua salute, nella salute di Sergio. Intervieni nella salute di Milvia, di Ana Maria. Intervieni, Signore, nei documenti di Vinícius.
Intervieni, Signore, nelle basi missionarie, salvando, battezzando nello Spirito Santo e in lingue. Interviene, Signore, preparando uomini per consacrarli diaconi della tua casa, della tua chiesa, del tuo popolo. Oh Padre, ti prego, intervieni oggi nel lavoro di questo fratello, intervieni nella ditta di questa sorella, ti prego, Signore, intervieni in questo negozio, in questo ristorante, intervieni, Signore, in questo lavoro che sta facendo questa sorella, questo fratello, quelli che lavorano con pulizia, quelli che lavorano, Signore, in una ditta privata, quelli che lavorano volontariamente qua nel progetto Non Sei Solo con Noi. Intervieni nella vita del nipote della sorella Odovia, intervieni, Signore, fallo parlare, fa quel ragazzino parlare, Signore, dà a lui di parlare. Intervieni oggi, Signore, perché se tu fai, nessuno può impedire. Intervieni oggi, Signore. Abbiamo bisogno di te. Abbiamo bisogno, Signore, che tu possa operare, che tu possa fare quello che noi non possiamo fare. Ricordati della tua misericordia, Signore. Nel giorno dell'ira, ricordati della misericordia. Ti prego, Signore, per ogni richiesta, per questo fratello che ha bisogno. Oh Spirito Santo, abbraccia quest'anima afflitta, abbraccia questo cuore che piange, abbraccia questa famiglia che è in lutto per la perdita di qualcuno. Abbraccia, Signore, queste persone che ancora non confessano te, che non ti conoscono al profondo, che non hanno deciso di seguirti. Abbraccia, Signore, oggi, che loro possano sentire il tuo amore, perché nonostante non si sentono amati, tu li ami, e li ami con un amore incondizionale, immisurabile. Spirito Santo, amico fedele, porta i gemiti della nostra anima, delle nostre anime al Signore. Parla ciò che noi non riusciamo a parlare. Spirito Santo, ti prego di rinforzarci. Oh Signore, intervieni stamattina, agisce, opera. Siamo un popolo tuo, siamo campi tuoi, Signore, siamo edifici tuoi, siamo popolo santo tuo, Signore. Tu ci conosci, tu ci conosci, non possiamo nasconderci perché tu ci conosci. Il salmista ha detto: se andrò lì, tu sei lì, se scendo, tu sei lì, se salgo, tu sei lì, ovunque vado, tu sei lì. Signore, entra oggi come sei entrato nella vita di Zaccheo. Entra oggi come sei entrato a casa di Marta e Maria. Entra oggi, Signore, come sei entrato nella casa di Simone il lebbroso. Entra oggi, Signore,
come sei entrato nella casa di Pietro e hai guarito la sua suocera. Entra oggi in quella scuola, in quel lavoro, in quel matrimonio. Entra oggi in quella vita, Signore. Entra oggi, Signore, in quella testa dura. Ti prego per le autorità, Signore, perché la tua parola dice che tutte le autorità sono state costituite da te. Vorrei pregare, Signore, per le forze armate, per i carabinieri, per la polizia di Stato, municipale. Vorrei pregare per i sindaci di ogni città, per i presidenti delle regioni. Vorrei chiederti, Signore, per la presidente del Consiglio, il primo ministro. Vorrei chiederti per i presidenti dello Stato italiano. Vorrei chiederti, Signore, per tutti che esercitano autorità sia nel legislativo, nell'esecutivo e nel giudiziario, per tutte le autorità che hanno in mano autorità sul popolo. Vorrei chiedere, Signore, che tu possa operare, che tu possa, Signore, fare che loro temono te, che si ricordino, Signore, che tu sei al di sopra di loro, che tu sei più grande di loro, o meglio, che tu sei il grande, e che loro sono sotto te e hanno una responsabilità maggiore di servire il popolo. Padre, ti prego per le autorità spirituali di questa nazione, per tutti i pastori, missionari, per tutti gli operai, Signore, per i dottori della parola, per i predicatori, per i messaggeri. Signore, vorrei pregare per tutti che esercitano un ministero. Signore, anche loro, anche noi siamo autorità costituite da te. Tu ci hai costituite, Signore, come autorità spirituale. Dacci saggezza, come tu hai dato a Salomone, quando lui ha detto: io ho bisogno di entrare e di uscire, di aprire la bocca e chiudere la bocca, ma come farò se tu non mi dai saggezza? Ho bisogno di saggezza, Signore, per insegnare, che le chiese siano rinforzate, che i pastori siano rinforzati, che ogni persona sia rinforzata stamattina dal tuo spirito, dalla tua parola e dalla tua presenza, perché la tua presenza, Signore, ha fatto il popolo attraversare il mare e nell'altra parte hanno cantato un cantico. Riempici di gioia, genera il tuo frutto, Signore, in ogni credente, e fa che il tuo nome sia glorificato, operando un risveglio spirituale in questa nazione. Vorrei consacrare questa terra, questa Italia, Signore, dal nord al sud, Signore, nelle frontiere d'Italia. Vorrei pregare, Signore, che tu possa operare, che la luce risplenda e che le anime si arrendino a te e ti confessino Signore e Salvatore della loro vita. Spirito Santo, oh Padre, ti prego, Signore, che tu possa avere misericordia di ogni persona, di ogni uno che è qui in questa diretta e quelli che vedranno dopo. Signore, vorrei chiederti misericordia, perché quelli due erano lì accanto al Signore in croce. Uno non ha riconosciuto te, ma quell'altro ha riconosciuto. Quelli che
ti crocificavano, non ti consideravano, ma non imputare a loro questo peccato, Signore. Che loro possano arrivare alla conoscenza della verità tramite il tuo Spirito. Gesù, nel tuo nome ha potenza. Gesù, nel tuo nome tutte le catene si spezzano. Gesù, nel tuo nome i demoni cadono per terra, vanno via, e lo sgridiamo e gli sgridiamo stamattina in nome di Gesù. Padre, opera stamattina, opera, Signore, fai, Signore, una cosa nuova nella vita di questa persona, nella mia vita. Signore, glorifica il tuo nome, Padre, fra la gente di questa città. Ti prego per Firenze, ti prego per Scandicci e per tutte le città di questa provincia. Che un esercito si alzi, un esercito di uomini e donne che temono te, che credono a te e che ti servono. Che si alzi un esercito si alzi. Glorifica il tuo nome, Signore, pure nella provincia di Pisa, a Monticerboli, a Pisa Centro, in provincia di Verona, a Legnago. Alza un esercito, Signore, un esercito che combatte, un esercito che proclama, un esercito che annuncia, un esercito che ti serve, che ti ama. In nome di Gesù. Oh Signore, ti prego per quelli che sono in ospedale stamattina. Entra oggi lì in quell'ospedale, Signore. Assiste quella persona. Assiste, Signore, quella persona che è lì in quella sala rossa. Oh Dio, intervieni, opera, Signore. Signore, opera. Che tu possa, Signore, restaurare la salute di quella persona che non conosco, non so dov'è, ma oggi magari ha detto: Dio, dove sei? Quando tu sei lì, tu sei onnipresente, tu sei onnipresente, tu sei onnipotente, tu sei onnisciente. Opera, Signore. Fa, Signore, una restaurazione in questo corpo fisico che si trova male. Ti prego per la sorella Arter, Signore, che tu possa intervenire nella sua vita, nella sua salute, nel suo corpo. Che tu possa intervenire, Signore, nella sua situazione, in nome di Gesù, Padre. Guarisce, ci guarisce e saremo guariti. In nome di Gesù, Padre. Continua con noi, ci guida in tutta questa giornata. In nome di Gesù. Amen e amen. Oh, alleluia! Gloria a Dio! Che benedizione! Fratelli miei, vorrei invitarvi per partecipare del pranzo. Ogni martedì, giovedì e domenica abbiamo un pranzo qua insieme, una condivisione. Non è
una mensa come siamo abituati a conoscere, ma è un momento di condivisione dove noi mangiamo insieme ogni martedì, giovedì e domenica. Al mezzogiorno è questo pranzo, e se siete a Firenze potete venire a partecipare con noi di questo pranzo. Leggiamo Salmo 10 per finire la nostra preghiera del mattino. Salmo 10 è la lettura di oggi. Oh Signore, perché te ne stai lontano? Perché ti nascondi in tempo d'angoscia? L'empio nella sua superbia perseguita con furore i miseri. Essi rimangono presi nelle insidie tese dai malvagi. Poiché l'empio si gloria delle brame dell'anima sua, benedice il rapace e disprezza il Signore. L'empio con viso altero dice, l'empio con il viso altero dice, il Signore non farà inchieste. Tutti i suoi pensieri sono, non c'è Dio. Le sue vie sono prospere in ogni tempo. Cosa troppo alta per lui sono i tuoi giudizi. Con un soffio egli disperde tutti i suoi nemici. Egli dice in cuor suo, non sarò mai smosso. D'età in età non m'accadrà male alcuno. La sua bocca è piena di maledizioni, di frodi, di violenza. Sotto la sua lingua c'è malizia e iniquità. Egli sta in agguato nei villaggi, uscì dell'innocente in luoghi nascosti. I suoi occhi spiano il misero. Sta in un agguato nel suo nascondiglio, come un leone nella sua tana. Sta in agguato per sorprendere il misero. Egli sorprende lo sventurato trascinandolo nella sua rete. Se ne sta quato e chino, e gli infelici soccombono alla sua forza. Dice in cuor suo, Dio dimentica, nasconde la sua faccia, non vedrà mai. Ergiti, o Signore, o Dio, alza la tua mano, non dimenticare i miseri, perché l'empio disprezza Dio, perché dice in cuor suo, non ne chiederà conto. Invece tu hai visto, poiché tu guardi la malvagità e l'oppressione per poi ripagare con la tua mano. A te si abbandona il misero, tu sei il sostegno dell'orfano. Spezza il braccio dell'empio e del malvagio, chiedi conto della sua impietà, finché tu non ne trovi più. Il Signore è Re in eterno. Le nazioni sono state sterminate dalla sua terra. O Signore, tu esaudisci il desiderio degli umili, tu fortifichi il cuor loro, porgi il tuo orecchio per rendere giustizia all'orfano e all'oppresso, affinché l'uomo che è fatto di terra cessi di incutere spavento. Gloria a Dio. Cari miei, vi dico stamattina un consiglio: non sgomentarvi davanti alle affronte, alle difficoltà, perché come noi siamo di terra e mortali. Pure quello che viene contro di noi. Faraone pensava che era potente. Faraone pensava che quel popolo sarebbe abbandonato lì, davanti al mare. E quando ha visto quel popolo fermo
ha pensato è la fine. Quando ha visto quel popolo senza un'uscita, ha detto è la fine loro. Però il salmista dice che c'è Dio. Il salmista dice stamattina a noi che c'è il Signore, che Lui esaudisce il desiderio degli umili, che Lui fortifica i loro cuori e che Lui porge l'orecchio per rendere giustizia all'orfano e all'oppresso. Ti consiglio di non guardare i faraoni, di non guardare l'esercito che marcia contro te, ma mettiti in marcia oggi, anche se davanti a te c'è un mare, ma questo mare non è nulla per il Signore. Un abbraccio grande a tutti, che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio, nostro eterno Padre, la comunione e consolazione dello Spirito Santo sia con te, con la tua famiglia, oggi per sempre. Amen e amen. Lasciate like, mi piace, mettete così mi piace, condividete questa diretta. Se non sei iscritto ancora in questo canale, iscrivetevi, perché noi siamo qua per te, per pregare insieme, perché la tua vittoria è la nostra vittoria. Buongiorno nella pace del Signore Gesù.